Maria Maddalena Agus. Insegnante di scuola primaria, impegnata nel sociale, anche presidente dell'associazione Croce Azzurra di Olzai, è presente nella lotta di liberazione nazionale del popolo sardo e di tutti i popoli oppressi, pro liberare la Sardegna da esso sparzidor, da esso disaccatto e da esso populismo. Lascio la parola a Maria Maddalena Agus. Buonasera a tutti e benevegno. Io devo dirvi che quando mi è stata proposta la candidatura ad autodeterminazione, per me è stato un grande onore e ho detto subito sì, perché mi sono sempre impegnata in prima persona per la Sardegna e per le lotte, per i diritti dei sardi, dei cittadini sardi, e quindi ho detto subito sì, non mi sono neanche voltata indietro. Intanto il fatto che me lo proponesse anche autodeterminazione era un progetto che ho seguito sin dall'inizio, e quindi è un progetto politico che racconta una Sardegna libera, progressista, una Sardegna che è libera, aperta, è una Sardegna però anche inclusiva, e quando parlo di un progetto per la Sardegna, un progetto inclusivo, parlo del concetto di inclusione alla 360 gradi, quindi nessuno escluso, tutti dentro. Per quanto riguarda il progetto politico appunto di autodeterminazione, è un progetto che per i sardi credo che sia qualcosa di nuovo, non c'è altro, credetemi, non c'è altro. Autodeterminazione è un progetto politico che vuole una Sardegna in cui venga difesa la sanità pubblica, i diritti civili, i piccoli paesi che, seppur interessati dallo spopolamento, io arrivo da un paese piccolissimo, siamo arrivati ad essere anche quasi 2000 abitanti, adesso forse contiamo poco più di 800, ma è un paese che, voglio dire, ci abitano persone, ci abitano bambini, non possiamo lasciarli soli, quindi non possiamo dire è un paese, sì, ma è spopolato. Noi lo dobbiamo vedere come un valore aggiunto, lo dobbiamo vedere come una ricchezza, e allora se riusciamo ad entrare con questa mentalità, davvero riusciamo a vederlo come un valore aggiunto. Noi siamo per una Sardegna pulita, vogliamo una Sardegna non più schiava dei combustibili fossili. Abbiamo già dato, è autodeterminazione per le smart grid, per le energie rinnovabili. Noi vogliamo tra l'altro che una Sardegna quindi pulita, ecosostenibile. Se noi proviamo a guardare la Sardegna dal nord al sud e da est a ovest, davvero tutta intera, possiamo vedere il disastro totale ovunque. E allora permettetemi di dire che io sinceramente non ci sto più a questo gioco, perché io non voglio vedere il territorio scenari di guerra, è ora di finirla. Diciamo no quindi alle esercitazioni militari, diciamo no agli scenari di guerra, non vogliamo che Capo Teulada veramente e che il Salto di Quirra siano adibiti a scenari di guerra. La Sardegna dobbiamo vederla come una terra che produce bellezza, benessere, salute, non può produrre morte, non può produrre malattie, tumori, linfomi. E come diceva il mio amico, l'amico di tanti di noi, Vincenzo Migaleddu, il diritto alla salute è il diritto a vivere sani, non è il diritto di curarsi, è ora di finirla, e quindi dobbiamo davvero, io credo che sia l'unica proposta politica, autodeterminazione, quella giusta, quella che ha imboccato la strada, che sa davvero qual è il percorso che deve fare se vogliamo fare gli interessi di questa terra e gli interessi dei cittadini sardi, e se vogliamo davvero salvare questa terra. Credo che
autodeterminazione sia l'unico progetto valido e innovativo per i sardi e per la Sardegna. Ora, rispetto ai partiti italiani, che cosa posso dire? Rispetto ai partiti italiani, noi siamo quelli che vogliamo davvero tutelare l'interesse dei cittadini sardi. Il centro-destra e il centro-sinistra, signori miei, hanno già governato, sono stati al governo, hanno dimostrato di essere davvero incapaci e quindi di fare il bene della Sardegna e dei sardi non gli è passato neanche per l'anticamera del cervello, quindi bisogna dire apertamente che hanno fallito e che devono andare a casa. Quindi l'unico progetto possibile per la Sardegna e per i sardi è autodeterminazione, siamo noi. Guardate, scusate, io mi sono anche voltata indietro, davvero, io ho guardato, ho detto magari c'è qualcun altro. Vi dico che non c'è nessuno, non c'è nessuna proposta di politica nuova, di governo, non c'è altro. Io posso anche girarmi ovunque, a manca, a destra, non c'è altro. E allora credo che sia arrivato davvero il momento di rimboccarci le maniche, è arrivato davvero il momento di avviare un nuovo progetto, un nuovo processo di cambiamento, se vogliamo che vengano tutelati i diritti dei sardi e della Sardegna. La politica negli ultimi anni si è occupata di altro, non lo so, forse aveva altro da fare, insomma, ma non certo si è preoccupata dei nostri problemi e delle sorti della nostra terra. Si inventano mille problemi, mille questioni, vogliono farci credere addirittura che i problemi sono i migranti, quando invece, voglio dire, il problema è vostro figlio che non trova un posto di lavoro. Vogliono farci credere che il problema dei sardi sono davvero i profughi che devono sbarcare a tutti i costi sulle nostre coste e invece non si accorgono che il problema della sanità veramente persiste, perché la sanità è al tracollo. Vogliono farci credere che davvero il problema di noi sardi siano i migranti, quando invece il prezzo del latte 60 centesimi a litro, e come diceva il giorno alla presentazione Zubaglione il nostro presidente Andrea Murgia, costa meno, costa più quasi una figurina Panini, 0,60 centesimi al litro, che un litro di latte. Insomma, io credo che sia arrivato il momento veramente di dire basta a questo sistema. Quindi, concludendo, perché non voglio trattenermi molto, dico che l'unico progetto valido, l'unico progetto aperto, innovativo, nuovo, il miglior progetto per la Sardegna è un progetto che è nato qui in Sardegna, è un progetto che è stato scritto oltre che competenza anche con passione, è un progetto che ha cuore, che ha testa, che ha gambe in Sardegna, e il progetto è autodeterminazione. Grazie.